In questa puntata di Slow Tour vorrei raccontarvi una storia, anzi poi sono due storie. Una è la storia di come la tradizione del grana padano è arrivata fino in Trentino e l'altra è la storia di una persona, tra l'altro è una storia vera. Tutto comincia in un caseificio come questo, in piena pianura padana. Questo caseificio era attivo fin dagli anni 20 e lo è stato fino agli anni 60-70. Io lo so perché era proprio qui che mi portava la mia mamma a vedere come si faceva il formaggio. Detto per inciso, la mia mamma è nata in quella casina là. Dai, guarda, ci sono ancora i posti per le caldaie, per fare il formaggio e poi di là c'è il locale per la salatura. Qui arriva un certo Michele Marchesi, è trentino, viene da Rumo, fa lo stagnino, lo stagnaro, cioè va in giro per i caseifici a stagnare le caldaie di rame e quindi probabilmente arriva qui per questo motivo, ma qui si ferma, pare si sia innamorato e qui impara l'arte del casaro. Impara l'arte e la mette da parte e a un certo punto, 1926, lui decide di tornare in Trentino. Per essere un filologici pare che lui abbia fatto il viaggio con un aggeggio come questo, un ciclomotore, cioè una bicicletta però con il motorino attaccato. Questo no, questo non parte, non va. E tra l'altro anche questo aquilotto originale, e tra l'altro questo, detto per inciso, era della mia mamma, nel suo piccolo inquina anche lui. E in questa seconda serie di Slow Tour noi abbiamo viceversa la vocazione dell'ecocompatibilità ambientale e abbiamo riconvertito una moto d'epoca in elettrica, elettrone, che non inquina e fa 1 chilometro con 1 centesimo e 100 chilometri con 1 euro. E quindi bisognerebbe andare oltre l'aquilotto. Quindi come faccio? Qui ci vorrebbe un altro mezzo. Oh, eccolo, un aquilotto elettrico, possiamo dire elettrotto, e questo è il mezzo adatto per seguire le tracce di Michele Marchesi. Con questo andrò in Trentino, cercheremo di capire come Michele Marchesi ha innestato la tradizione del grana padano dentro la grande tradizione lattiero-casearia del Trentino. E già che ci siamo, faremo vedere anche le bellezze naturali del Trentino e racconteremo questa regione, che è la regione green per eccellenza. E sulle tracce di Michele Marchesi sono arrivato in Trentino, in Val di Sole, anzi in Val di Peio. Anzi, sono proprio arrivato a Peio. Elettropedalando col mio nuovo mezzo ecologico, un ingegnoso aquilotto elettrico, sono arrivato nel Parco dello Stelvio, sulle tracce del casaro che 100 anni fa ha portato in Trentino la tradizione del grana padano. Non abbiamo prove che Michele Marchesi sia arrivato proprio qui, ma questo casaro che è andato in pianura padana, ha imparato l'arte del grana padano e poi è tornato a casa. Che contesto ha trovato? Che situazione ha trovato? Ha trovato esattamente un caseificio come questo, una tradizione come questa. È qui che lui ha innestato l'idea del grana padano in montagna, che poi diventa appunto Trentin Grana.
E sono venuto qui perché questo è un caseificio che si è mantenuto intatto, uguale, identico a come erano i caseifici 100 anni fa. È qui che Michele Marchesi ha ricominciato. Sono esattamente le 7 meno 5 minuti. Meno 5, 4, 3, 2, sta per accadere il miracolo del tubo. Si dice non conta un tubo, non serve un tubo. No, questo tubo è fondamentale. Per ora dal tubo arriva acqua, ma tra poco la musica cambia. Il tubo comincia a scaricare latte da acquedotto a lattodotto. Daniele, ma come funziona? Questo tubo esattamente da dove parte? Questo parte dalla malga del Saline, dove in estate le vacche stanno in alpeggio e il latte scende guarda. dalla malga. Allora mi dici che questo tubo è collegato con la malga che sta a 2000 metri? Sì. Gli allevatori mungono nelle malghe e poi scaricano il latte nel tubo direttamente a valle, in caseificio. Un meccanismo antichissimo che serve a tenere vivi i piccoli allevamenti in alpeggio, che a loro volta tengono viva la montagna, la tradizione che serve al futuro. Sono all'interno di un caseificio turnario. Ma cos'è un caseificio turnario? È una rarità, siete gli ultimi. L'ultimo in Trentino. È praticamente il sistema antico di gestione del latte, dove il latte non viene pagato al socio, ma il socio riceve il quantitativo in formaggio in base al latte che porta a caseificio. Ricapitolando, prima di tutto ci sono degli allevatori che si associano. In alpeggio i soci sono 6, 7. È una bella favola come i 7 nani, i 7 piccolissimi allevatori. Beh, alcuni hanno effettivamente anche solo 2 o 3 vacche, che mettono in comune il loro latte e assieme pagano un casaro, in questo caso Daniele. Poi i soci si dividono le caseade, cioè la produzione di ogni singola giornata. Ma tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 20 anni? Dai, ma incredibile. Perché fai casaro? Perché mi piace. Da dove l'hai imparato? Qui al caseificio ho imparato a fare formaggio, sì. E quello che fa Daniele è importante. Non so cosa dirti, no? Ma no, è importante perché tieni in piedi una cosa che c'è sempre stata e che comunque rischia di... Non è così semplice tenerla in piedi. Slow Food lo ha premiato come esempio di resistenza casearia, sia per la gestione del caseificio turnario che per i formaggi tradizionali che produce, il Pegaes, il Casolette, la Taviela, il Formagel. Da un punto di vista economico, riuscite a sostenervi? Sì, riusciamo a sostenerci, però non è comunque un caseificio che fa profitti, no? Questo è un caseificio che resta in piedi, che si impegna a dare il formaggio ai soci, ma il caseificio non guadagna niente. In realtà ci guadagniamo tutti. Gli allevatori esistono, i prodotti tipici persistono, le montagne resistono e se resiste anche il mio motociclo elettrico, proseguo il viaggio. Sempre sulle tracce di Michele Marchesi, il casaro trentino che è andato in pianura padana a imparare l'arte e poi è tornato a casa sua. Una sosta, una tappa inaspettata, guarda, questa è una centrale idroelettrica, è un monumento, è una cosa importante per il territorio e guarda caso pare che l'abbiano inaugurata nel 1926, quindi tutto corrisponde. Il nostro Marchesi, tornando a casa, sarà sicuramente passato di qua. La centrale di Pont, qui in Val di Sole, è un meraviglioso esempio di archeologia industriale. Costruita appunto quasi 100 anni fa, ha il fascino estetico di un'epoca. Le grandi turbine, che sembra di essere nel Nautilus, gli arredi ancora originali, le pareti affrescate, anzi decorate a graffiti. Un gioiello che viene dal passato, ma che funziona anche nel presente.
A tutt'oggi produce 180 milioni di kilowattora, cioè grosso modo il fabbisogno di 60.000 famiglie. E guarda anche al futuro. Ingegnere, ma è bellissima! Cioè, questa centrale prima di tutto è un monumento architettonico, storico, guarda, sembra uno chalet, sembra un grande albergo. Come dire, un matrimonio tra industria e architettura. Quindi l'idroelettrico è molto importante ancora. Oggi sono quasi 900.000 impianti, diciamo, a fonte rinnovabile, che però per la maggior parte sono fotovoltaici. L'idroelettrico ha un numero di impianti che è sicuramente minore, perché arriviamo a circa 4.400 impianti, però questi impianti sono molto più grossi e producono il 40% dell'energia rinnovabile. Tra l'altro, come funziona? Perché allora, se io metto un fotovoltaico sul mio tetto, però c'è un problema che magari non uso l'energia in quel momento, lo devo immagazzinare, allora la devo cedere. Qui invece com'è? Allora, il grande vantaggio dell'idroelettrico, inteso come fonte rinnovabile, è che in molti casi è programmabile, a differenza del fotovoltaico o dell'eolico, dove la programmazione non esiste perché dipende dal sole, dipende dal vento, che come sappiamo sono prevedibili ma non programmabili. In pratica l'idroelettrico entra in funzione quando serve, ma per l'idroelettrico serve l'acqua e l'acqua da queste parti serve anche all'agricoltura per irrigare e serve al turismo per alimentare fiumi e laghetti per il tempo libero e questo può creare conflitti economici e ambientali. Il Trentino in particolare, ma anche le altre regioni dell'arco alpino, si sono date delle regole molto ferree dove vengono garantiti comunque i deflussi minimi vitali a valle delle dighe, degli sbarramenti, in modo tale da garantire... È il famoso DMV. Esattamente. Deflusso minimo vitale. Non dobbiamo dimenticarci che l'Europa si è dato grandi obiettivi in termini di rinnovabili, arrivare al 100% entro il 2040. Chissà se una soluzione potrebbe essere anche l'autoproduzione, con mini idroelettrici domestici, impianti familiari a basso costo, che producono energia con l'acqua del torrente dietro casa. Niente di nuovo rispetto ai vecchi mulini ad acqua. Il dibattito comunque è aperto. Dopo aver scroccato una ricarica del mio aquilotto all'ingegnere, ho ripreso il viaggio. Piace? La va a formaggio quella lì? Non va a formaggio. Come no? Guarda che delle forme. Sì, le forme ci metto dentro della roba, ma questo è elettrico. Sì, vedo bene. Treno o la bici? Difficile passare inosservati con Elettrotto, l'aquilotto elettrico, ma adesso tocca pedalare in salita. Pedalando, ciclopedalando elettricamente in Trentino. Sono arrivato in Val di Non, sulle tracce di Michele Marchesi. Sento che sono vicino alla meta. Sulle tracce di Michele Marchesi. Riassunto delle puntate precedenti. Michele Marchesi era un trentino che dopo la Prima Guerra Mondiale probabilmente è emigrato in Pianura Padana e lì ha imparato a fare il casaro, ha imparato a fare il grana padano. E poi a un certo punto torna a casa sua, qui in Val di Non. E dal suo know-how nasce il Trentingrana. Devo trovare la sua casa, devo trovare il suo caseificio. Via alle Maddalene. Scusi. No, ma dovrebbe essere questa. Via alle Maddalene, questa dovrebbe essere la casa di Michele Marchesi, da dove è partito e poi dove è tornato. Però il caseificio dovrebbe essere un pochino più su. Emozionatissimo per lo scoop storico caseario che sento a portata di mano, entro in quello che sembra un magazzino. Infatti lo è, ma dietro a una porticina c'è una specie di antro dell'alchimista, con una traccia inequivocabile, un antico pentolone di rame. Ma tutto corrisponde, siamo proprio a Mocenigo, frazione di Rumo, Val di Non, e questo...
Scusi, buongiorno. Oh, buongiorno, scusi, non volevo disturbare, ma è questo il caseificio dove è arrivato Michele Marchesi alla fine degli anni '20? Certo. Dai, allora sono arrivato a destinazione. Quindi ufficialmente qui è nata la prima forma di grana padano Trentingrana. Certo, alla fine degli anni '20 del secolo scorso. Ma come funzionava qua? Perché è tutto nero? C'è stato un incendio? No, ben qua mettevano la legna sotto il paiolo, Sì. e il camino era lì nell'angolo, quindi il fumo girava tutta la stanza prima di prendere il camino. Questo signore addirittura si chiama Renzo Marchesi. Ma tu sei Renzo Marchesi. Sì, certo. Non è parente, ma magari un lontano discendente del nostro Michele. E oggi è il presidente del nuovo caseificio. Adesso voi naturalmente vi siete evoluti, vi siete ingranditi e fate il Trentingrana là. Eccolo là, Consorzio Produttori Agricoli Rumo. Come dire che Michele ha seminato e Renzo Marchesi ha raccolto assieme ad altri soci, siete in 57. 57 soci siamo, e misti perché un po' di soci provengono dalla provincia qua vicina di Bolzano. Questo è importante perché naturalmente il loro latte diventa Trentingrana, Certo, no? certo. Giusto perché non si creino degli equivoci. Voi comunque seguite il disciplinare del grana padano. Certo. Mungiamo 2 volte al giorno, raccogliamo il latte 2 volte al giorno. Allora, quello della mattina è intero, Sì. quello della sera prima invece è parzialmente scremato. Certo, lo mettiamo in bacinella, lì affiora, tiriamo via la panna e poi il giorno dopo si lavora il latte fresco del mattino assieme al latte della sera prima. Poi la lavorazione nelle caldaie del latte crudo, il siero innesto, il caglio di vitello, tutto secondo il disciplinare del grana padano. E quindi Si mette nelle fascere dove li mettiamo lo stemma, il quadrifoglio, quello di grana padano. E alla fine viene messo in sale per una ventina di giorni e poi si porta in stagionatura nel magazzino. Senti, ma il fatto che ci siano tante aziende che resistono grazie alla cooperativa è importante anche per il territorio. È importante proprio che restino in piedi le aziende piccole, che sono quelle che si dedicano molto di più alla cura del territorio. Si previene un po' il dissesto idrogeologico. certo, il Trentino regione green. Siete come quelle casalinghe che lucidano tutto. Tutti no? gli angoli, Che tutti gli angoli del date la territorio. cera ai prati praticamente. E dopo arriva la gente come me, i turisti, Certo. che sono una delle fonti economiche importanti. A proposito, Renzo, ti spiace se ho attaccato il mio aquilotto elettrico alla vostra presa di ricarica? Ma per carità, fa quello che vuoi. Tutti i caseifici noi abbiamo comunque le ricariche elettriche per gli autoveicoli e per le biciclette. A questo proposito, tu sai che sono in missione per conto del grana padano per individuare tutto ciò che ha profumo di transizione ecologica e voi avete sempre avuto attenzione a questo. Certo, ma da sempre, dal benessere animale al mantenimento del territorio, io penso che sia indispensabile per il nostro lavoro. Noi viviamo della terra, quindi la dobbiamo voler bene alla terra. Già da molti anni la filiera ha assunto dei comportamenti vocati alla sostenibilità ambientale, quali ad esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici, abbiamo dei cogeneratori che producono energia elettrica da fonti rinnovabili. Abbiamo anche altri progetti in merito, come fra le altre cose quello di creare anche un biodigestore nel quale poi produrre energia da degli scarti. E anche a proposito di letame, stiamo eseguendo un progetto di ricerca per far sì che il letame maturo possa essere utilizzato in ambito frutticolo come ammendante di terreni. Come al solito non si butta via niente. Il Consorzio del Trentingrana sta sperimentando un sistema per riciclare anche lo scarto di lavorazione del formaggio, cioè il siero. Materia prima da cui partire per l'ottenimento di polimeri che serviranno per creare degli imballaggi ecosostenibili. Ma in conclusione, al di là della bella storia di Michele Marchesi, qual è la parentela fra grana padano e Trentingrana? La parentela è che noi facciamo parte della famiglia del grana padano, siamo una tipologia riconosciuta all'interno del disciplinare del grana padano come una realtà di montagna, quindi il latte montano che deriva dalle vallate alpine del Trentino e da 5 comuni dell'Alto Adige viene portato nei nostri caseifici associati al consorzio e viene trasformato in Trentingrana.
Ma allora, se ci sono delle differenze, quali potrebbero essere tra Grana Padano e Trentin-Grana? Le prime differenze sono la zona di produzione, la zona delle vallate alpine e il latte montano. L'ambiente aiuta molto, aiuta anche perché il foraggio prettamente locale viene poi affienato e dato nel periodo autunno-invernale alle vacche, e diciamo che i profumi, le essenze foraggere che si ritrovano in questi pascoli alpini poi passano sia nel latte e poi si trovano come aroma anche nel formaggio. Castel Valer, una meta imperdibile in questo slow tour trentino. È una meta interessante dal punto di vista storico, architettonico, ma non solo. E no, perché la storia è interessante, la storia del castello. Risale alla fine del 1100 e poi a un certo punto nel 1300 arriva la famiglia Spaur, che diventano appunto feudatari a metà del 400. Siamo in una zona di mezzo che risente di due culture, e a proposito di culture, qui c'è sempre stata l'agricoltura. Coltivavano di tutto, coltivavano la vite. Certo, la vite era importante anche perché gli Spaur avevano un privilegio: potevano assaggiare il vino prima dell'imperatore, perché qui appunto c'era la vite, c'è ancora. Però cosa è successo? Coltivavano anche la segale, il frumento, l'orzo, i legumi, le patate e anche le mele, che hanno avuto un grandissimo successo poi invece alla corte di Vienna, che nel 700 erano tutti ghiotti delle famose mele trentine, i pomi rosmarini. Poi arriva il 1800, fanno la ferrovia con il Brennero e lì comincia a essere molto facile esportare. E poi la fillossera mette assolutamente in crisi tutta la vite. Ed ecco allora che qui esplodono le mele. La Val di Non diventa la Valle delle Mele. Benvenuti nella Valle delle Mele. È una cosa interessante anche per noi di slow tour, alla ricerca di transizione ecologica. Il Trentino è occupato quasi tutto da boschi, poi ci sono i pascoli, la superficie agricola utile è veramente poca e di questa superficie agricola utile praticamente il 50% è occupata dai frutteti, e di questo 50% però quasi il 95% sono meleti. In Trentino si producono 500.000 tonnellate di mele all'anno. È un giro d'affari di 350 milioni di euro, insomma non si scherza. Poi naturalmente non mancano le criticità, perché qui i meleti sono un po' dappertutto, sono anche vicini alle case, sono anche vicini alle strade. E la mela, si sa, è delicatina, e poi non solo, ma noi consumatori accettiamo solo delle mele perfette, quindi a questo punto bisogna fare tutta una serie di trattamenti ai meleti. Ci sono anche i meleti biologici, naturalmente, il 9% dei meleti sono biologici, però c'è questo problema, cioè dell'impatto dal punto di vista dei fitofarmaci delle mele. E però io sono qua in missione speciale per conto del Grana Padano per raccontarvi tutto quello che si fa per arrivare a una mela più ecocompatibile. Già qui noto qualcosa di strano. Questo, per esempio, è un meleto o un vigneto? I meli sono tutti piatti, di profilo, come un geroglifico egiziano. E poi c'è una grande distanza fra un filare e l'altro. Sembra disegnato da un geometra un po' ossessivo, nato certamente sotto il segno della Vergine. Negli ultimi 15 anni abbiamo portato avanti un lavoro sulle forme di allevamento proprio per rendere più sostenibile il frutteto, sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale. Forme di allevamento, uno pensa all'allevamento delle galline, no, ecco, come diciamo coltivare il meleto, ma soprattutto che forma dargli, è questo, no? Il tipo di allevamento. Esattamente, una forma più piccola e stretta ci consente una miglior distribuzione dei prodotti fitosanitari, una riduzione delle derive. Allora spieghiamo meglio. Dunque, se tu hai un piantone grande e devi fare un trattamento, ovviamente consumi un sacco di fitofarmaco e poi le derive sono le dispersioni, cioè ti va da tutte le parti. Certo. Ecco, quindi se il meleto è vicino a una casa o una strada non è bello.
è altrettanto importante avere una forma di allevamento che rispetti la fisiologia del melo. Sì. In questo caso noi la chiamiamo forma di allevamento a Guyot, che è un termine mutuato dalla vite. Esatto, sembra un vigneto qua. Per conoscere le nuove prospettive del grande mondo della mela, sono a San Michele all'Adige, dove c'è la Fondazione Edmund Mack, che assieme all'Università e all'Istituto Agrario rappresenta uno dei massimi centri di ricerca sull'agricoltura, una cittadella dei saperi agronomici, un campus con campi in cui si fanno esperimenti ad uso degli agricoltori, ma anche e soprattutto di noi consumatori. Ecco Franco, ma questo tipo di meleto che pregi ha? Innanzitutto espone molto bene la frutta alla luce, poi risulta essere molto maneggevole anche per gli operai, per la manodopera, si presta meglio alla meccanizzazione, quindi a livello di potatura, si può fare anche un diradamento meccanico. E io che come consumatore, oltre che mangiare, devo respirare, penso che meno uso delle macchine vuol dire risparmio di CO2. In più è un frutteto che apre le porte a quelle che saranno le tecnologie del futuro. Sistemi di visione, telecamere in 3D che mi dicono che su questo filare c'è X numero di frutti, quindi io posso fare delle scelte agronomiche corrette e quindi ottimizzare il processo. Se io proprio devo fare un trattamento, qui spreco meno fitofarmaco e soprattutto il fitofarmaco non va un po' dappertutto. Certamente, perché posso utilizzare molta meno aria o addirittura escludere l'utilizzo del ventilatore. Ah, certo, perché in genere il fitofarmaco tu lo diffondi con un ventilatore. Certo. L'immagine di un grande ventilatore che sparge prodotti chimici nell'aria mi mette un brivido. Ma la mela per i trentini è un problema etico, come lo è stato per Adamo ed Eva. Mette a rischio il paradiso terrestre. Un'ultima curiosità, che varietà è questa mela che è bella, è carina, è strana, non l'ho mai vista? Infatti non puoi averla vista perché è il frutto del programma di miglioramento genetico della Fondazione. Miglioramento genetico? Sì. Come consumatore mi interessa e mi riguarda. Gli incroci praticamente prendiamo le migliori piante che abbiamo e tramite l'incrocio su fiore. Ah, l'incrocio su fiore. Cioè prendete il fiore e impollinate quello che volete, fate così? Esattamente, scegliamo proprio la varietà da impollinare. Cioè, capito, praticamente Davide si trasforma in un'ape e interviene direttamente sul fiore, cioè prende il pistillo maschile e lo toglie e tiene la parte femminile, giusto? E in qualche modo la impollina con il melo che vuole lui. E quindi praticamente è pronubo, cioè c'è una specie, non so, di il corrispettivo del ginecologo per la mela, cos'è il melologo, non lo so, però ottieni la mela incrocio che secondo te è la meglio. Esattamente. L'obiettivo è soprattutto una mela resistente alle malattie fungine. Più resistenza uguale meno chimica. La resistenza deriva dai meli selvatici, da quei piccoli frutticini che vediamo. Capito, questo anche è molto in natura. interessante, è molto fitodemocratico, nel senso che per ottenere la supermela loro vanno a prendere anche quelle meline brutine, quelle selvatiche. Non dirmi che prendete a volte anche delle mele antiche che non si coltivano più. Anche quelle, sì. Ed ecco l'importanza della biodiversità. Preservare il patrimonio genetico della melità serve a ottenere la famosa supermela. Non hai una delle tue supermele? Sì. La caratteristica di questa selezione è la polpa rossa. Deriva anche in questo caso da un incrocio di melo selvatico, perché sono le mele selvatiche che portano questa caratteristica, perché sono ricche di antociani, antiossidanti. Ma è un miracolo. Ma per fare i miracoli serve anche la ricerca in laboratorio. Stiamo studiando il DNA. Noi prelevando alcune piccole foglioline prima di entrare in campo possiamo analizzare il DNA. Proprietà diverse sono codificate da diversità nel DNA. Se noi queste diversità le riusciamo a identificare, invece che portarle in campo e selezionare la frutta, ma questo comporta tempo, comporta denaro, noi possiamo fare, da questa piccola foglia, possiamo estrarre il DNA e cercare queste differenze. Ho capito, o meglio, credo di aver capito, correggimi se sbaglio, voi siete gli acceleratori, cioè diciamo che la selezione attraverso l'analisi del DNA avviene più velocemente, avviene immediatamente. Avviene prima. Non devi aspettare 3 anni per vedere cosa succede. Esatto, esatto.
Però non è che voi intervenite sul DNA, cioè non è OGM. Assolutamente no. Noi andiamo semplicemente a vedere quello che in natura esiste già ma che non si può vedere ad occhio nudo, dove bisogna fare un'analisi un po' più specifica. L'obiettivo alla fine è di riprodurre la mela di Biancaneve. Però il lieto fine della favola può essere rovinato dagli immigrati clandestini. No, per carità, non gli esseri umani, ma gli insetti nocivi che arrivano dalle altre parti del mondo facendo l'autostop, cioè si infilano negli imballaggi, arrivano nei container per nave o coi camion. Livia, sono cimici. Sono cimici asiatiche. E da cosa capisco che non sono le cimici che vengono nella mia camera da letto? Serve un po' d'occhio, assomigliano alle nostre. Ne prendi una? Ne prendo una per farvi Schifo. vedere. Le antenne sono fatte in modo un po' diverso perché hanno queste bande bianche molto larghe. Poi ha queste macchioline bianche qui sul torace. Vabbè, per me è una cimice, ma invece È una cimice asiatica. è una cimice asiatica. Che sappiamo essere molto dannosa perché è molto polifaga. Mangia tantissime cose diverse. Quindi polifaga, e diciamo che se l'hai mangiata questa mela, cioè lei danneggia la frutta perché mangia. Sì, la sua bocca è fatta quasi come una cannuccia e quindi punge e succhia vari frutti, tantissimi. Allora, quando arriva la cimice asiatica è un disastro. È un disastro. Quello che è stato osservato è un grosso aumento della lotta chimica. Arriva la cimice, via, cioè i trattamenti si moltiplicano. Sì. E allora? A livello internazionale si è convinti che la risposta sia il controllo biologico. Quindi andare a cercare l'antagonista della cimice asiatica nella sua area di origine e poi immetterlo anche da noi per cercare di ricostruire un equilibrio come quello che ha nel suo paese d'origine, dove non è una specie dannosa. Siete andati a cercare in Oriente il suo nemico personale. Esattamente, la famosa Vespa Samurai. La Vespa Samurai. Dai, la Vespa Samurai, è bello come titolo. Io mi occupo dell'allevamento di questa Vespa Samurai. La Vespa Samurai ha il potere di infilarsi nelle uova della cimice. Quindi dalle uova della cimice non nasce più una cimice, ma questa piccola vespina. Possiamo vederli in pratica, avevamo qui le uova di oggi per esempio. Questo allevamento ha lo scopo per noi di produrre uova di cimice. Ah, queste sono le uova di oggi? Sì. Vabbè, è come un pollaio praticamente. Ecco le uova fresche di oggi. Allora, ricapitolando, allevate le cimici fanno le uova e le vespe cosa c'entrano con le ovette? Le vespe si sviluppano soltanto all'interno di queste uova. Quindi in pratica voi allevate la vespa dentro le uova della cimice. Assolutamente. E abbiamo qui anche le famose vespe. Ma dai, ma sono pericolose? Assolutamente innocue per l'uomo e anche per altri insetti che non abbiano uova estremamente simili a quelle della cimice asiatica. Ma dai, allora, sono qua potete piccolissime. vedere una femmina Sì. che sta facendo la guardia a un'ovatura dove ha deposto. E sta covando le uova. È praticamente come una gallina che guarda le sue uova, le protegge. E questi sono invece quelli che si sono schiusi. Sì, è un documentario sulla natura, però microscopico. Vespa o cimice? Questo è il dilemma. Vespa. Certo, la Vespa è il nostro supereroe. Beh, ma è straordinaria. Nascono più femmine che maschi. Appena nascono, i maschi subito fecondano le femmine. Sì. Le femmine hanno voglia di deporre le loro uova e cercano le uova delle cimici per deporre le proprie uova nelle uova delle cimici. Da cui non nascono più cimici. Perfetto, quindi abbiamo eliminato le cimici. Assolutamente. Dai, senza chimica. Senza chimica. Beh, è un risultato, funziona, l'avete verificato? Siamo al secondo anno di rilasci, quest'anno abbiamo 41 punti in cui abbiamo rilasciato questi insetti in Trentino. È un progetto comunque che riguarda moltissime regioni d'Italia e siamo molto fiduciosi. Una domanda da consumatore e ricercatore, ma questa mela comunque è buona. Brutta ma buona. Aggiungo che oltre tutto il ragionamento delle vespe samurai, eccetera, se educhiamo il consumatore a consumare la frutta brutta ma buona, insomma, abbiamo fatto un altro passo avanti. Direi proprio di sì. Senza contare che la mela è tonda e quindi si adatta all'economia circolare. Perché della mela non si butta via niente. Tutti i resti, i residui della mela, dalla buccia delle mele
hanno ricavato anche una specie di pelle mela, oltre a carta, a tanti altri sottoprodotti. A proposito di economia circolare, se vogliamo parlare di economia circolare, sono arrivato in un luogo veramente speciale, perché qui, sì, qui c'è il discorso dell'economia, qui c'è l'uomo che fa, in questo caso l'uomo che scava, perché questa è una miniera, ma non è solo una miniera, è una miniera particolare, o meglio, è una miniera double face, è una miniera che si presta a essere anche altro. La miniera, prima di tutto, è una miniera di dolomia, un minerale di calcio e magnesio. Una miniera di dolomia? Esattamente. Ma non è che mi scavate le Dolomiti, che sono patrimonio UNESCO dell'umanità? Assolutamente no, cerchiamo di farlo in maniera più intelligente possibile. Estraiamo questa roccia, che è una roccia molto pregiata e viene utilizzata nell'ambito dell'edilizia per costruire materiali per il restauro storico conservativo, per la bioedilizia. E c'è anche il biotrasporto del materiale. Una cosa, come dire, che ci fa, come dire, anche essere ecocompatibili è che l'attività che trasforma queste sabbie in prodotti per l'edilizia è qui fuori dalla porta, quindi tutto il materiale si muove su nastri trasportatori. Abbiamo eliminato completamente quello che era il trasporto su gomma. Ma e come funziona l'economia circolare? Pensando alle geometrie di questi vuoti in maniera, mi verrebbe da dire, intelligente, quindi pensando al domani di questi vuoti perché possano ospitare qualcun altro dopo la nostra attività estrattiva. Mi infilo nella galleria già scavata ed ecco la risposta. Abbiamo usato una parte di miniera non più utilizzata, dismessa, e ci abbiamo messo le mele. Ci siamo spostati qua dentro evitando di mangiare territorio, perché su quel territorio ci facciamo crescere le nostre mele. Quindi no capannoni. E poi, cioè, io devo dire, qui è un po' freschino. Allora, l'ambiente si presta a questo perché noi per conservare le mele abbiamo bisogno di 1 grado. Ecco quindi che in questo blocco di dolomia abbiamo 10-11 gradi costanti, sempre, estate e inverno. Ecco quindi che siamo favoriti a fare la conservazione delle mele perché consumiamo meno energia. Quindi risparmio di territorio e risparmio di energia. Meno energia, perché bisogna abbassare di soli 8-9 gradi la temperatura ambiente. In un capannone tradizionale, in superficie, bisognerebbe abbassare la temperatura di almeno 20-30 gradi, consumando il doppio di energia rispetto al frigorifero naturale ipogeo. Altra cosa importante, qua non abbiamo dispersione di energia. La roccia ci fa da volano termico e quindi ci immagazzina frigorie, freddo, e ce lo dà quando ci serve. Non posso disturbare le mele che qui si conservano in ambiente controllato, ma posso entrare in una cella vuota che aspetta le mele della prossima stagione. Ecco, questa è una cella di conservazione, adesso la vediamo vuota, è roccia originale. Quindi è un frigorifero naturale. È un frigorifero naturale, è come quello della nonna, un po' più grande. Concludendo questa operazione di economia circolare, per cui si parte da una miniera e si riempiono i vuoti con un'altra idea, con un altro utilizzo, per quanto riguarda i consumi di costruzione, meno 20%. Cioè, cosa vuol dire? Non si fanno i capannoni? Non si fanno i capannoni. Risparmio di energia, meno 50%. Meno 50%. Consumo di territorio? Zero. Perché qua c'è un buco ed è stato riempito da questa idea. Ecco, è una cosa interessante. Ne sono grato, sono arrivato a uno degli obiettivi che mi ero prefisso, però andrei fuori,
perché altrimenti, visto che non sono una mela, ma sono qualcosa di più organico, c'è un freddo cane. No, ma si sta bene, si sta bene. Poi no, questa cosa è una conservazione anche per l'uomo, no? La crio. Ah sì? Beh, se si sopravvive alla broncopolmonite è una... No, bene, comunque veramente, a parte gli scherzi, è un'idea, ecco. Se l'uomo le pensasse così, forse... avremo un mondo migliore. Esatto, bella frase, Diciamo una ottima conclusione. Lo slow tour continua al caldo. Qui in Val di Non mi incuriosisce l'azienda agricola Predaia, un orto di permacoltura impiantato da poco. Ma all'ingresso non trovo dei cartelli che parlano di insalata e cavoli, bensì di autismo. In particolare dei pregiudizi riguardo alle persone autistiche. Non è vero che la persona con autismo vive isolata. Non è vero che i bambini affetti da autismo sono solitari. Non è vero che l'autismo è un disturbo raro. Io immaginavo di trovare qui un'azienda di permacultura e avevo studiato, avevo ripassato. In soldoni i principi della permacultura o coltura sinergica permanente sono... Tante piante diverse, una vicina all'altra, che però si aiutano e praticamente vanno avanti da sole e fanno tutto da sole. Ed effettivamente qui, in senso agronomico, si pratica la permacultura, ma c'è di più. Permacultura si divide in 3 filoni, che sono la cura delle persone, la cura dell'ambiente e la cura delle relazioni. Coltiviamo le nostre diversità, cercando di rispettare i rapporti tra queste diversità. Allora abbiamo voluto usare la terra come strumento di formazione. Ma la relazione tra la terapia dell'autismo e l'agricoltura in questo caso, dove la vedo? Basta guardare quello che fanno educatori, ortolani e ragazzi. Ok, appoggiala piano, delicatamente qui. Oh, bravissimo. Separiamo vecchi da giovani, normodotati da persone diversamente abili, quindi vedere un posto dove si integra il tutto arricchisce anche personalmente tanto. Ti porti a casa veramente una gioia immensa perché hai dato quello che potevi dargli, la vita ti ha regalato questo e contraccambia loro, no? E qui c'è un ruolo anche per i visitatori e i clienti che vengono magari a comprare le insalate e le carote. Chi viene qua può anche imparare delle cose sull'autismo, quindi perché una persona si ammala di autismo, come può curarla, ma insomma quali sono gli approcci, qual è anche il futuro di questi ragazzi qua. Ma quanti significati in un orto! Comunque io lo sapevo che se parliamo di permacultura c'è sottintesa una certa complicazione, o meglio complessità. Resta il fatto che un orto così bello, così in fila, non l'ho mai visto da nessuna parte. Solo i trentini potrebbero riuscire a farlo. E non è finita. L'orto della Predaia è strettamente collegato a Casa Sebastiano, una struttura qui vicino, gestita dalla Fondazione Trentina per l'Autismo. E anche questo è un posto bellissimo. Casa Sebastiano e anche l'agricola Predaia ha un cuore estetico molto forte, una bellezza che deve riflettersi soprattutto quando questa bellezza in qualche modo è stata trafitta, ecco, come nella malattia dell'autismo. È bellissimo questo aspetto che l'estetica in qualche modo fa bene a tutti. A Casa Sebastiano le verdure prodotte nell'orto sono selezionate, lavate e confezionate dai ragazzi autistici. Raccogli le verdure, poi le lavi, vero? Lavo. E le prepari? Bravissima. Un'attività concretamente produttiva, ma anche ricchissima di implicazioni terapeutiche. Questa intanto è una struttura sociosanitaria riabilitativa perché si rivolge, diciamo, più a progetti di pharma community. Pharma community hai detto? Sì, la comunità basata sull'agricoltura sociale. In agricoltura, nell'azienda agricola, nella fattoria, c'era posto per tutti. Cioè c'erano dei ruoli molto faticosi, dei ruoli difficili, ma anche dei ruoli semplici, operativi, quotidiani, no? E in questo senso l'agricoltura può tenere dentro tutti. Appunto, si presta a dare significato ad ogni piccolo gesto, cioè in agricoltura come in una casa. Ogni gesto ha un suo significato, una sua statura, ma dentro un ciclo produttivo che fa anche del ragazzo autistico un lavoratore. C'è tutto quello che stavamo cercando nel nostro viaggio: agricoltura sociale, innovazione, transizione ecologica, progettualità per il futuro. Darei questo premio
per Grazie. conto del Consorzio di Tutela del Grana Padano. Buono, grazie. E poi vi spiego anche questo ve lo do io col mio proprio, perché noi usiamo per questo viaggio solo dei veicoli elettrici per impattare di meno, e questo è un modellino di uno dei veicoli che usiamo, si chiama Elettrone ed è una moto d'epoca trasformata in elettrica. Posso darla a te? Ti piace? Sì. In cambio mi regalano un libro del fondatore dell'iniziativa, Giovanni Coletti, dal titolo molto significativo. Sfigatamente fortunato. Casa Sebastiano, grazie. Nella prossima puntata Slotur approda in Veneto, tra vigneti biodinamici e vacche al pascolo in malga, caseifici all'avanguardia e poi in pianura fra risaie e risotti.